Soddisfattissimo, ovviamente non si può dire che ci si aspettava la vittoria, ma si spera sempre, come ho sempre detto, il sindaco che non si ricandida è sempre il sindaco che vince e quindi bisogna rimettersi in gioco. È stato un risultato risicatissimo, deciso da appena 58 voti, a consegnare nuovamente la fascia tricolore a Stefano De Pieri, rieletto sindaco di Chiarano per il secondo mandato consecutivo. Il primo cittadino alla guida della lista civica De Pieri sindaco ha ottenuto il 51,95%, in un confronto rimasto in equilibrio fino all'ultimo scrutinio con lo sfidante Marco Vescovi. Se analizziamo esattamente i risultati, sì, sono stati 58 voti di differenza rispetto agli altri, non sono, l'altra tornata non è poi così tanta di differenza, ma avevamo 3 liste. Quelli che sono mancati sono quasi 450 elettori, forse perché pensavano che non servisse andare al voto. Il dato politico più rilevante è però il forte calo dell'affluenza. A Chiarano ha votato poco più del 39% degli aventi diritto, in netto arretramento rispetto al passato. Il nostro comune è abbastanza problematico perché rispetto a 5 anni fa abbiamo visto che comunque anche con le regionali del 2025, grosso modo la percentuale si è assestata su quella di oggi un po' meno, sta a significare che ovviamente il sentire del sindaco è molto più vivo rispetto anche a qualche altra entità. Però credo che dobbiamo puntare molto sui giovani perché ovviamente gli anziani cominciano ad avere una certa età e tanti non vanno più a votare anche se potrebbero essere aiutati su questo. De Pieri però guarda ora al futuro, continuità, questa è la parola d'ordine che guiderà il suo secondo mandato. Gli obiettivi la macchina amministrativa non si è mai fermata, quindi già continuiamo con le nostre opere di sicurezza stradale, prossimamente dovremo iniziare delle procedure di esproprio, ma sicuramente per il prossimo anno avremo i nuovi progetti già cantierabili.